Buonasera. Questa sera parlerò di federalismo. Per anni ci siamo riempiti la bocca con questo federalismo anche fiscale. Su questo argomento la politica ha dibattuto, si è scontrata, creando anche furiose contrapposizioni. E poi finalmente, dopo un percorso così lungo e travagliato, il 31 marzo scorso il decreto sul federalismo regionale e provinciale è stato approvato dal Parlamento. Con le nuove norme vengono tra l'altro sbloccate le addizionali fiscali comunali dell'IRPEF, per cui i comuni le possono aumentare. E così e anche esosi rincari per l'imposta provinciale di trascrizione, ovvero il tributo che si paga sui passaggi di proprietà delle autovetture, sia nuove che usate. Rispetto alle norme precedenti, secondo gli analisti, i nuovi costi previsti toccheranno addirittura il 600% di aumento. Un aumento incredibile, in parte anche giustificato dallo smantellamento dell'ICI e dai considerevoli tagli dei trasferimenti statali agli enti locali, per cui comuni, province e regione saranno costretti, per non diminuire troppo i servizi ai cittadini, ad aumentare le imposte locali. La nuova legge sull'IPT prevede la cancellazione del vantaggio fiscale previsto per chi acquista un veicolo nuovo usato da un concessionario. Come noto, infatti, fino a prima dell'entrata in vigore di questo federalismo fiscale, l'acquisto da un soggetto IVA, ossia da un concessionario, l'acquirente era soggetto all'imposta provinciale di trasferimento con un costo fisso che variava da provincia a provincia, tra 151 a 196 euro, indipendentemente dalla potenza del veicolo. Mentre l'acquisto effettuato da privato a privato, il trattamento fiscale era previsto proporzionalmente alla potenza del veicolo, variando sempre da provincia a provincia, da 196 euro per gli autoveicoli fino a 54 kW di potenza ad un massimo di 1026 euro per i veicoli più potenti. Con l'introduzione della nuova disciplina fiscale federale, la differenza tra concessionario e privato viene di fatto abrogata, con la conseguenza che l'imposta IPT sarà proporzionale alla potenza fiscale dell'autovettura. Naturalmente a pagarne le conseguenze saranno quindi i cittadini che acquisteranno le loro automobili dal concessionario che da ora pagheranno come se acquistassero da un privato. Secondo stime attendibili, con questa nuova imposta federale le province incasseranno col nuovo regime dai 300 ai 400 milioni di euro in più, che pagheremo noi di chi acquista o vende automobili. Eppure, secondo gli autori ed i suoi promotori, il federalismo avrebbe dovuto portare a una riduzione della pressione fiscale, ma se non si riducono le imposte dirette e indirette statali, la pressione fiscale già enorme aumenterà, e come? Attraverso questo tipo di imposte locali, come il caso che ho esposto. E ci avevano pure detto che non avrebbero messo le mani in tasca ai cittadini. E se il buongiorno si vede al mattino, arrivederci a mercoledì prossimo.